una brutta cosa ed era giusto toglierla. Cosa c'era scritto di preciso? A morte Zaia. È stata notata qui, sulla parete di questa centralina lungo la strada provinciale che da Istrana porta a Badoere, la violenta scritta contro il presidente del Veneto Zaia, candidato per il centrodestra alle regionali. Parole d'odio tracciate con la vernice rossa che il comune ha subito fatto rimuovere. La segnalazione è arrivata questa mattina e dalla parte delle forze dell'ordine e abbiamo subito fatto un intervento per poter rimuovere la scritta perché siamo in campagna elettorale e queste cose qui non vanno bene. È stato il commissario della Lega Gianangelo Boff a segnalare in serata l'accaduto allo stesso presidente Zaia, quindi sono stati avvisati i carabinieri. Toni inaccettabili, ammonisce Boff, che confermano una volta di più il livello di degrado raggiunto dal confronto politico. Cioè, un conto è esprimere una posizione politica, un conto è esprimere un'opinione e un conto è minacciare la morte di un avversario politico spero che questo sia solo frutto di qualche spostato, di qualche o qualche ragazzata, però è sempre meglio insomma fare attenzione su queste cose. So che le forze dell'ordine sono state avvisate, è stata presentata una denuncia contro ignoti e adesso vediamo quale sarà l'evoluzione. Sicuramente qui ci vuole una condanna ferma e delle posizioni ferme da parte della politica